Dall'Appennino al Golfo Paradiso, su 3 strade provinciali, delle Capanne di Marcarolo a Campoligure, di Creto a Montoggio e del Montecorno a Sori, la città metropolitana di Genova ha appena realizzato interventi per 100.000 euro di consolidamento e ripristino delle careggiate. Partiamo dalla provinciale 69 che sale dalla Vallestura verso l'Alessandrino e dalla provinciale dei Piani di Praglia si collega anche con l'Alta Valpolcevera. Qui la furia dell'acqua nelle alluvioni del 2014 aveva cancellato un tratto della scarpata con cedimento dalla parte a valle della careggiata. All'inizio di marzo, quando abbiamo girato queste immagini, i lavori erano da poco iniziati, con la costruzione della base in cemento armato sotto il versante e l'arrivo dei materiali per realizzare un muro cellulare, composto cioè da celle assemblate di elementi prefabbricati in cemento armato, riempite di pietra e grossa ghiaia. La struttura, particolarmente flessibile e drenante, adatta quindi a terreni come questi dove scorre molta acqua, ora è completa. Siamo tornati sulla provinciale 69 delle Capanne di Marcarolo a Campoligure e il lavoro è finito. Sì, grazie al meteo i lavori iniziati circa un mese fa, 3 settimane, sono terminati. In cosa consiste questo consolidamento? Abbiamo realizzato un muro cellulare di 10 metri di lunghezza per 3 metri e mezzo di altezza, ripristinato la scarpata che come era prima, poi abbiamo migliorato il deflusso delle acque di scorrimento. C'è una barriera di New Jersey nuovi, resterà così o è semplicemente provvisoria? È provvisoria, temporanea, perché attendiamo l'assestamento del riempimento per poi procedere al posizionamento di una barriera stradale, un guardrail. Diceva prima anche del disciplinamento delle acque, avete rifatto una tombinatura, era di lì che era partito il problema? In parte sì, si era occluso il pozzetto che raccoglieva le acque e parte invece delle acque sono venute da monte. Entrambe hanno causato il danno. Adesso abbiamo migliorato le dimensioni del pozzetto di raccolta e soprattutto raddoppiato il dimensionamento del tubo di scarico. Questa è quasi una caratteristica costante nei lavori degli ultimi anni, anche perché le alluvioni hanno veramente dato molti problemi anche al disciplinamento delle acque. Sì, è un problema su tutto il territorio. Dopo le rifiniture sarà pronto anche un intervento di ripristino analogo per un cedimento sulla provinciale 13 di Creto, nel comune di Montoggio, dove i lavori sono iniziati a fine febbraio. Ce n'è uno ancora aperto ma ormai in corso di chiusura anche sulla provinciale di Creto. Sì, è un intervento simile a questo, abbiamo realizzato anche lì un muro cellulare alto un po' più lungo, 20 metri, alto 3. Inizieranno domani i lavori per il posizionamento della barriera stradale, quindi nel giro di una settimana, 10 giorni termineremo anche quei lavori. Dall'entroterra delle vallate genovesi ci spostiamo nel Golfo Paradiso, sulla provinciale 71 del Montecorno. Da metà febbraio a metà marzo, su questa strada che collega importanti frazioni con Sori e poi si innesta a Cornoa con la provinciale del Montefasce, la città metropolitana è intervenuta per un cedimento al chilometro 6,4. Un tratto davvero molto stretto che ha dovuto essere chiuso durante i lavori per garantire l'operatività e la sicurezza del cantiere, mantenendo però aperto e controllato un passaggio pedonale per la decina di persone che abitano qualche centinaio di metri più a monte. La strada è stata consolidata con pali in ferro, ancorati al terreno e uniti alla sommità con un cordolo in cemento armato, sul quale è stato montato il nuovo guardrail. Le asfaltature che vediamo hanno poi completato il ripristino della provinciale. La programmazione di questo e di altri lavori era stata anticipata a fine novembre da Marco Doria al sindaco di Sori Paolo Pezzana durante la visita del sindaco metropolitano nell'Unione del Golfo Paradiso. E per Sori gli interventi sulla provinciale del Montecorno sono una priorità, ci aveva detto il sindaco Pezzana. L'SP71, che è la strada che collega Sori a due delle sue frazioni più importanti, al Montecorno e quindi poi all'SP76, è da anni in condizioni piuttosto critiche. La ex provincia la manuteneva con una certa regolarità, aveva abituato i cittadini a un ottimo servizio. Con i tagli e rallentamenti subiti dall'attività del settore manutenzione della provincia negli anni si sono iniziate a manifestare delle magagne considerevoli.
Abbiamo saputo dalla città metropolitana che sono in corso gli affidamenti per una parte per 2 lavori importanti in 2 zone critiche, questo ci rallegra molto e ci dimostra che non siamo stati dimenticati, quindi questo non può che farmi piacere, ma c'è un tema di manutenzione più ampio sul quale probabilmente bisogna anche riarticolare, trovando degli accordi sia di governance sia economici, la suddivisione dei compiti tra comune e città metropolitana. Noi alcune cose potremo anche farcele, c'è un ampio volontariato disponibile per sfalci, pulizia di cunette e cose varie che teoricamente non si potrebbero fare, quindi penso che un protocollo di intesa che riguardi anche il coinvolgimento del volontariato potrebbe essere un sistema utile. Consolidato il chilometro 6,4, la città metropolitana sta intanto per avviare altri lavori sulla stessa strada, subito dopo la piazza della Chiesa a Sussisa. L'intervento appena realizzato dalla città metropolitana al chilometro 6,4 di questa provinciale del Monte Cornua non è l'unico, perché alle nostre spalle c'è un cedimento della strada dove verrà realizzato un intervento analogo, sempre con pali e un cordolo in cemento armato per ripristinare appunto tutta la carreggiata. Il comune di Sori chiede di ragionare anche su altri problemi della provinciale 71. Pienamente disponibile a un incontro Nino Oliveri, consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana, che intanto poche settimane fa aveva ribadito, dopo la faticosa e complessa transizione del 2015, fra riassetti di funzioni e scarsità di risorse, nel 2016 vogliamo cambiare passo anche per la viabilità del territorio. Noi stiamo mettendo in atto delle operazioni che ci auguriamo possano portare nelle casse dell'ente nuove importanti risorse e queste verranno impiegate prioritariamente sulla viabilità per risolvere i problemi che sono da tempo sul tappeto e ridare un po' di respiro all'attività di un ente che per le ragioni che tutti conoscono per alcuni anni è stato in situazioni molto difficili, ma che adesso vediamo le condizioni per poter riprendere un'attività all'altezza delle aspettative.